Vaccini per tutti i disabili, non solo per i gravissimi. Ad affermarlo in un suo comunicato il presidente della commissione all'ARS, l'onorevole La Rocca Ruvolo, che manifestando apprezzamento per la via della campagna vaccinale anti-Covid in favore dei soggetti disabili gravissimi, chiede al governo regionale di somministrare già in questa fase le dosi di vaccino anche a tutte le persone con disabilità e ai familiari che se ne prendono cura. Con un atto di indirizzo, continua il presidente della sesta commissione, l'onorevole La Rocca Ruvolo, sulla campagna vaccinale per i soggetti disabili e le persone fragili che sarà discusso in Commissione Salute dell'ARS, avevo già chiesto all'assessore Razza di inserire i disabili tra le categorie prioritarie da vaccinare. Intende impegnare l'assessorato per la salute a prevedere l'avvio del percorso di prenotazione e conseguente somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid anche ai soggetti, ancorché che non percettori mensilmente dell'assegno di cura in quanto disabili gravissimi, comunque affetti da forma di disabilità e di particolare fragilità che sono state fatte oggetto di provato accertamento clinico diagnostico e alla categoria dei caregivers. E sempre in merito di somministrazione dei vaccini, in una nota stampa il presidente del Movimento Civico Giuseppe Di Rosa afferma come da giorni ormai in tutta l'Italia si sta procedendo alla vaccinazione del personale in servizio nelle carceri italiane che prestano attività lavorativa anche in minima percentuale di personale amministrativo. Solo ad Agrigento, per Di Rosa, afferma come da notizie assunte dalle altre realtà si sta procedendo alla vaccinazione di personale di polizia penitenziaria e di detenuti, non tenendo assolutamente conto del personale amministrativo, che qui in città conta di appena 30 unità. Presidente, Agrigento come sempre si distingue, afferma Di Rosa nella sua lettera inviata a Nello Musumeci. Con la presente le chiedo di voler intercedere sull'ASP agrigentina e cercare di capire come mai in tutta la penisola si stanno vaccinando anche dipendenti amministrativi, ad Agrigento no. Cercate quindi di far capire al dirigente che ad Agrigento non sono, anzi non siamo figli di un Dio minore.